La trasmissione è offerta da Pasta di Sardegna, pasta fatta in Sardegna da gente di Sardegna. Ai piedi del Monte Arci, nel paese che è sede di un prezioso museo dell'arte tessile, ci troviamo a Morgongiori e in particolare in un agriturismo. Quale, signora Gilda? Salorighitta. Salorighitta, e quindi cosa ci prepara oggi? È normale, il lorighitasa, la nostra tipica e preziosissima pasta. L'orighitasa sono i nostri gioielli, sembrano infatti orecchini infatti in filigrana. Ecco, però prima di andare a scoprire la ricetta che verrà cucinata appunto con questi gioielli di Morgongiori, andiamo al mercato. Acquistiamo le zucchine oggi nel mercato di Via Costa a Oristano. Quale varietà troviamo? Troviamo queste varietà bianche e poi ci sono quelle romanesche che sono più verdi di queste e rimangono più saporite, mentre queste rimangono più dolciastre. Ecco, questa è la caratteristica che però va bene a molti clienti che la scelgono. Sì, queste vanno scelte di più perché appunto rimangono più dolci e le preferiscono. Le zucchine nel menù di oggi noi abbiamo acquistato le bianche, però per la ricetta di oggi utilizziamo le zucchine verdi. In effetti le zucchine verdi hanno un sapore completamente diverso e quindi sono molto più pratiche per per gustare meglio con la pancetta il lorighitasa. Perché qual è il nome della ricetta che ci prepara oggi, Gilda? Allora, l'orighitasa con pancetta e zucchine, l'orighitasa, crocoriga e ogadura. Li ha già anticipati, però facciamo una carrellata degli ingredienti. Va bene, allora olio via, aglio, le cipolle, l'alloro, la pancetta, naturalmente le zucchine e il prezzemolo. Ecco, il prezzemolo è stato tritato? Il prezzemolo è stato tritato e immerso nell'olio d'oliva per darle un gusto più particolare. E poi, E ovviamente, naturalmente il lorighitasa. Allora, innanzitutto l'olio d'oliva, okay. Poi l'aglio e la fogliolina di alloro. Tagliamo la cipolla per il soffritto. Facciamo rosolare lentamente la pancetta. Adesso buttiamo in pentola le zucchine. Ecco qua. E facciamo soffriggere le zucchine. Allora la zucchina è bella dorata e adesso aggiungiamo un mestolo d'acqua, ecco qua, e lasciamo cuocere, coperchiamo e lasciamo cuocere per circa 10 minuti. signora Gilda, io l'aiuto, tengo il cesto. Gentilissima, adesso buttiamo le lorighitasa nella pentola, ecco qua, ecco. Quanto tempo devono restare? Una decina di minuti. Controlliamo le zucchine sono già pronte, infatti sono quasi completamente sciolte e aggiungiamo un cucchiaio di prezzemolo e olio d'oliva. Ecco, e siamo a posto. E il condimento è a posto. Ho scolato la pasta e adesso l'ho messa nelle zucchine e la lascio andare un attimino sul fuoco, girando delicatamente. Avete visto come sono belle, che non si sono rotte?
Signora Gilda, noi siamo affamati. Ed ecco pronta la pasta. Le lorighittas sono pronte, qui c'è il formaggio, il pecorino, se qualcuno gradisce anche un po' di pecorino io lo metto in tavola, molti la preferiscono senza il pecorino, però questo è a gusti. Buon pranzo! Grazie tante.